Allora, il libro che presentiamo questa sera ha un titolo quanto mai enigmatico e singolare: Racconti da non pubblicare. E ovviamente questo titolo desta immediatamente la curiosità dei lettori, perché il titolo è quello che racchiude le atmosfere del libro, che esprime quelle che sono le sensazioni, i sentimenti e le atmosfere ovviamente che sono nel libro stesso. E questo libro è nato dall'amicizia di due autori, che sono qui accanto a me, Annalisa Coppolaro e Ivan Nannini. E la vista del libro c'è la vista delle due parti del cielo, si può dire, quindi quella femminile e quella maschile. E sono due entità spesso contraddittorie e distanti da loro, differenti ovviamente, in quanto appunto uomo e donna sono così difficili, oltretutto anche da capire e da capirsi e da spiegare per quella che è la loro interiorità, il loro certe volte anche essere combattuti con se stessi e con il mondo esterno. E molto interessanti sono alcune delle storie dove ognuno dei due personaggi guarda un episodio, quindi racconta un episodio secondo la propria prospettiva, che guarda caso è diversa da quella dell'altro, quindi sono veramente il contraltare l'uno dell'altro. E, allora, volevo chiedere agli autori, ovviamente ognuno può rispondere, insomma, è la stessa domanda con tre sfaccettature diverse, quindi rispondete come volete a qualsiasi aspetto. Allora, innanzitutto come è nata l'idea di scriverlo insieme, quindi integrando questi due diversi punti di vista. E poi perché i racconti erano un romanzo a quattro mani, perché di solito insomma, è più facile fare un romanzo piuttosto che racconti appunto con la sensibilità. E poi ovviamente, visto appunto che il titolo è abbastanza curioso, che cosa sottende il titolo, cosa intende, cosa volevate esprimere con questo titolo e al limite a chi è venuta l'idea per primo? Non mi ricordo di preciso questa Partiamo dal titolo. Allora, il titolo, io mi ricordo che una sera se ne parlava e io... Ci sono due visioni leggermente diverse anche in questo, perché io mi ricordo che lei aveva fatto una cartella con una serie di racconti suoi, e compreso quello che si stava facendo, noi abbiamo scritto racconti da non pubblicare. Però io poi ti dissi, ma secondo se non sarebbe questo, e lui mi fece, questo è un bel titolo, effettivamente si potrebbe usare questo. Molto originale, assolutamente, credo mai utilizzato. E infatti era anche questo, se guardando un po' in giro non si era mai vista niente del genere. E quello che forse è stato, non lo so, l'idea di fondo di questa cosa era proprio questa, che in pratica a volte parli molto di cose tue personali, no? Quando scrivi quasi sempre. E quindi a volte uno si chiede, infatti in un messaggio tuo, se ti ricordi, una volta mi avevi chiesto, ma non è che si potrebbe pubblicare da qualche parte, tipo possibile io, perché non è proprio, perché effettivamente sono molto particolarmente sentiti e comunque sono molto intimi, molto interiormente Sì, nati poi da appunto. e quindi c'era venuta questa idea. Diciamo di solito racconto un romanzo a quattro mani, c'è sempre chi scrive, chi ha un'idea, insomma è un po' diverso. Questo è più uno scontro maggiormente cioè solo nel primo, diciamo, che si chiama Casualmente. Poi c'è uno scontro non solo tra maschile e femminile, sì, credo proprio da due persone, cioè diverse, che vedono. Si potrebbe, cioè anche se potrebbe essere anche due donne o due uomini, secondo me non è predominante quella cosa un po' anche forse stereotipata di uomo e donna, però secondo me sono anche due menti che riescono a fare una cosa insieme, quello delle differenze. Ho una bambina bellissima di 10 anni e sto lavorando su me stesso, fin qui il ritratto di migliaia di persone. Allora aggiungiamo che ho passato gli ultimi 2 anni nella perdizione, sperperando tutto quello che avevo, e ora sto raccogliendo i codici, sono in analisi e sto cercando di dare un senso un po' a tutto. Sì, anche questo riguarda migliaia di persone. Ok, comunque la storia è questa. Ci metto anche che sta per iniziare il bellissimo periodo estivo, che da un paio di mesi sto vivendo una relazione complicata, iniziata a dicembre, e che stasera magari riesco a dormire un po'. Da qualche mese non esco di casa, se non per fare una visitina alla mia analista, una ragazza di qualche anno più giovane di me, che ha la pretesa di farmi tornare sulla carreggiata con soli 75 euro IVA esclusa a seduta.